Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Bene, oggi mi sono collegata un pochino prima perché voglio stare un pochino con voi. Scusate la ripetizione, pochino. Prepariamo, questa è una bellissima live, prepariamo la sedia per Maurizio che dovrebbe arrivare a momenti. Nel frattempo vado a prendere un quadro di D'Urzu, di Graziano D'Urzu, pittore, scultore, e presto vi darò anche delle informazioni che ho saputo proprio oggi, perché vi dicevo, io di D'Urzu non sapevo molto, perché non ci avevano voluto dire niente. Però ho incontrato stamattina per caso, che poi non è stato un caso, sicuramente vibravamo sulle stesse frequenze, un pittore meraviglioso che saluto, vi dico anche il nome, mi ricordo il cognome ma il nome no, ora vado a guardare. Gabriele Gabriele Cancedda, che salutiamo, che saluto, e lui sa parecchie cose di Graziano D'Urzu, deceduto un paio di anni fa. Bene, un attimo solo che vado a prendere un quadro di Graziano D'Urzu, si vede un po' di disordine, ma lasciamo così. Eccoci qui. Voglio ricordarvi che ho voluto fare beneficenza, siccome ho acquistato tutta la collezione, l'intera collezione di Graziano D'Urzu, ho voluto fare anche un po' di beneficenza. Quindi alcuni dei suoi quadri, Gigi, li potete trovare per strada, nel senso che li ho dati a delle persone povere, alcuni dei suoi quadri, non molti, alcuni li potete trovare per strada, non vi posso dire dove, a Cagliari comunque, nella zona di San Benedetto. Ecco, ho voluto fare della beneficenza, quindi li troverete a pochissimo, e sarà un grande affare per voi, perché sono dei quadri molto quotati, venduti a basso prezzo, perché appunto sono venduti per strada da persone sfortunate, più sfortunate di noi. Bene, oggi vi voglio presentare un altro quadro che mi piace moltissimo di D'Urzu, della mia collezione, che tra poco sarà nella mia galleria d'arte su Rivista Donna. A proposito, seguitemi su Rivista Donna tutti i mesi, sia la galleria che insomma le ultime novità su tutto, anche sulla musica. E ora vi mostro un altro quadro, questo sta proprio nella mia galleria d'arte, è meraviglioso, veramente meraviglioso. E nel frattempo è arrivato anche Maurizio Gastaldi, ecco, appoggiamo questo qui,
caduto un quadro del 2014, 4 maggio 2014 di Miriam Scassedu, che vi avevo fatto vedere anche l'altra volta. Era messo male e lo mettiamo bene. Vado a vedere se Maurizio le apro la porta, un attimo solo. No, non era Maurizio, quindi continuiamo. Ecco, vi dicevo, tra la mia beneficenza, quest'anno ci sono stati questi quadri di D'Urso, i paesaggi tipo questo, che troverete per strada, li vendono dalle persone disagiate, insomma, che vogliono racimolare un po' di soldi per i loro viveri, insomma, per le loro esigenze. Guardate che belli anche i paesaggi di D'Urso, D'Urso aveva una fantasia pazzesca, faceva un po' di tutto, proprio quadri fatti molto bene. E anche questo lo troverete a pochissimo, perché questi quadri praticamente sono stati regalati a queste persone disagiate e anche loro li vendono per poco, ma è un'occasione, direi, unica. Quindi sono nella zona di San Benedetto a Cagliari questi quadri qua, non tutti, alcuni, questi dei paesaggi, che rappresentano dei paesaggi. Rimetto a posto questo. Non so se si vede, ve lo faccio rivedere questo, è splendido. Questo è in vendita invece nella mia galleria su Rivista Donna, oppure potete telefonare al numero 346 84 73 005. Non telefonate per dire sei bellissima, perché non me ne frega niente di questi complimenti che insomma vi sto dando il numero non per farmi complimenti, ma per altre ragioni ben ovvie. Quindi oggi tratteremo una canzone della nostra tradizione sarda, perché io sono una cantante folk sarda del nord Sardegna. Si intitola La Filugnana, però dobbiamo aspettare Maurizio Gastaldi, e nel frattempo mando un messaggio al mio gruppo WhatsApp, nel quale nessuno può scrivere. Si possono mettere gli emotions e basta, dove io avviso quando, ecco, si intitola Live Veronica e Maurizio, non ci stava un titolo più lungo. Io avviso quando faccio le live. Pronto? Ciao, dimmi. No, di manzo 300 grammi. No,
Sì, al mercato. Perché prima sono andata al mercato, capito? Niente, ciao, ciao. Forse sta arrivando Maurizio Castaldi, allora dicevo, ora mando la notifica. Veronica Pisano, vediamo un attimo. Condividi. Siamo live su YouTube. Mando anche il link. La Filugnana, ecco, ho messo anche il titolo La Filugnana, mi ero dimenticata. Ne approfitto anche per ringraziare Alberto, dov'è? No. Alberto Facchini, che mi ha fatto una bellissima intervista sul Radio Ascolto Live. Salutiamo tutto lo staff di Radio Ascolto Live, che sono molto molto bravi. Andate a vedere il loro canale, iscrivetevi. Vado a vedere se Maurizio, sento l'ascensore. Eccoci qui, Maurizio Castaldi è arrivato. Saluta Maurizio i nostri ascoltatori. Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, Monica farmacista ci saluta. Salutiamo Monica farmacista. So che è una... Diego Brindonia, lo salutiamo. Non è lo stadio. Diego Brindonia dallo stadio ci saluta. Diego Brindonia compirà gli anni il 21, però li rifaremo il 21. Spero di ricordarmi. Il cane sta mordendo salutando. Maurizio. No, non mi ha mosticato. Mi ha salutato. Ecco qua. Quindi salutiamo l'erboristeria. Vediamo il nome dell'erboristeria, è giusto ricordare l'erboristeria. Aspetta. Mamma non mi dà l'erboristeria. Comunque di piazza San Benedetto a Cagliari, è l'unica che c'è. Hanno tantissimi prodotti, tante preparazioni, proprio diciamo che è un'erboristeria alla vecchia maniera che ha di tutto. Voi potete chiedere di tutto e loro ve la danno. Quindi fateci un salto in quell'erboristeria che sta in piazza San Benedetto a Cagliari, Sardegna. Vieni Maurizio, allora. Maurizio si siede qui. Bene. E io canto. Un piattino qua, cosa c'è? No, quella è la ciotola del cane che vedi solo tu. Quindi i nostri telespettatori non la vedono, non ci sono problemi. E noi continuiamo. Dicevo che stamattina per caso, anzi partiamo dal principio, Maurizio, ho acquistato tutta la collezione di Graziano D'Urso. No, questo lo sai, questo è un bellissimo quadro di Graziano D'Urso. E ho voluto fare anche
beneficenza a delle persone, no? Stai qui, altrimenti si vede proprio posizionato bene. E ho voluto fare della beneficenza a delle persone disagiate. E ho voluto regalare dei quadri di D'Urso che voi troverete nella zona di San Benedetto a Cagliari per strada, a queste persone disagiate che vi venderanno i quadri per poco. Ecco, aiutateli, acquistate i quadri perché valgono molto più di quanto li vendano loro. Bene, cosa volevo dire? Poi, siccome sono passate tante persone, io sono passata lì per salutarli, perché non è che io ho dato i quadri, poi me ne sono andata. Ho incontrato Gabriele Cancedda, il pittore famosissimo Gabriele Cancedda, che risalutiamo, ne ho parlato anche prima, veramente bravo. Gabriele Cancedda, guarda Maurizio, ti faccio vedere, lo faccio vedere anche ai nostri telespettatori. Chi è Gabriele Cancedda? Di recente gli hanno fatto anche un articolo all'Unione Sarda. Ho capito. È veramente bravo, veramente bravo. Bravo. E anche lui sarà nella mia galleria d'arte. Qui non so se si veda bene questo quadro. Fa un po' di tutto. Sì. Guardate che meraviglia! Gramsci, guardate, guardate che meraviglia! Molto bravo Gabriele Cancedda, merita, e sarà proprio nella mia galleria d'arte, che si intitola scusa Maurizio, che si intitola Galleria d'arte della cantante folk Veronica Pisano. Bene, ora chiudiamo questo discorso e iniziamo con la Filugnana, e poi vi salutiamo perché noi ci dobbiamo preparare per il 2 di dicembre, che avremo un bellissimo concerto sempre su YouTube, perché tutte le persone che ci seguono non si possono contenere in una sala, quindi ho deciso di fare un concerto virtuale che va molto meglio e molto più comodo per tutti. Vai Maurizio, la Filugnana, capotasto al 5. Sospiri di lume cori, sospiri di lume cori, in cambium e wandeti, ne fideli esiteti, l'unico che tutta morì.
Veronica. Dico, chi seguire su Instagram è molto importante. Ecco, questa farmacista, dunque, dicevo che si chiama Monica, vediamo un attimo, eccola qui. Io mi sono spaventata perché ha 20.600 follower su Instagram. Seguitela, io la seguo. Eccola qui, è bravissima come farmacista, ma e poi è seguitissima su Instagram. Su Instagram si chiama solo Monique Erboristeria, per passare l'erboristeria di Via Dante 112 Cagliari. Nella via non contano i passi che fai, ma le impronte che lasci. Erboristeria Speziale Cagliari. Guardate un po' che bella ragazza, è brava anche, una brava ragazza, è una mia amica. E vi consiglio questa pagina Instagram, ecco qua, seguitela. Bene, iscrivetevi anche al canale di Maurizio Gastaldi, e anche ai miei 6 canali. Iscrivetevi, anche se ultimamente ne sto seguendo solo uno, però diciamo che in attivo sono tutti, appena trovo il tempo pubblico anche degli altri canali. Ora non sto ad elencarveli, però soprattutto ci terrei che vi iscriveste a questo, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico. Bene, salutiamo i nostri telespettatori che ci seguono sempre, anche se adesso non ci sono, adesso non vedo chi è collegato. Maria Fulgheri. Allora salutiamo, vi dico subito chi dobbiamo salutare. Maria Fulgheri, Patrizia Floris del giornale Rivista Donna, Diego Brindonia, Carla Cocco, Monique di cui vi parlavo prima, e poi tanti altri, aspettate un attimo, Alberto Facchini, Angela Melis, Antonio, eccetera, Carla Marongiu assieme al marito, la dottoressa Rita, un'altra cara farmacista. Ecco, abbiamo tante persone. Poi ecco, dicevo, salutiamo in modo particolare anche Silvio Cherchi, tra poco ci vedrete anche su Radio Bonaria, anzi ci vedete già, ci sentite, ci ascoltate tutte le settimane su Radio Bonaria, però presto ci sarà anche una nuova trasmissione, una questione solo di tempo, di organizzazione. Per questo video è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo, ciao!